Controllo del territorio da parte del Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento. La ricorrenza del 1° maggio a Raffadali. La Regione siciliana potenzia i servizi contro gli incendi. Ricercatori da tutta Italia in visita alla Scala dei Turchi. No al deposito scorie nel Trapanese, manifestazione nel capoluogo. Buongiorno da TVA Notizie. I carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento presenti sul territorio con una vasta operazione presidiata Fontanelle, il servizio con il bilancio. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento presente sul territorio con i suoi uomini a tutela dei cittadini. Una presenza costante dell'Arma che vuole rassicurare dopo gli episodi di criminalità che si sono registrati nel capoluogo e in provincia tra Porto Empedocle e Siculiana. Martedì pomeriggio diverse pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Agrigento, collaborati dal nucleo cinofili, ha presidiato in modo particolare il quartiere di Fontanelle tra la piazza Primavera e il viale Sicilia. Il bilancio totale dell'operazione è definito eccellente. Controllate tra Fontanelle, Porto Empedocle e Siculiana 250 persone e 150 veicoli, 4.600 euro le sanzioni elevate, 8 le persone segnalate alla prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, sequestrati inoltre hashish e cocaina, 2 automobilisti scoperti alla guida in stato di ebbrezza. Nel vedere lo spiegamento di forze dell'ordine, in particolare nel quartiere di Fontanelle, molti hanno voluto commentare positivamente il servizio di prevenzione e repressione dei reati in una zona apparentemente tranquilla, ma soggetta a degli episodi che proprio i carabinieri intendono chiarire e lo stanno facendo con la solita professionale presenza. La gente per bene, insomma, vorrebbe vedere più spesso le pattuglie per strada, come anche il Comitato Fontanelle Insieme ha chiesto al prefetto di Agrigento. Ancora cronaca, Mario Mondello di Agrigento è morto precipitando con il suo trattore in un laghetto artificiale. L'agrigentino, 64 anni, in pensione, stava lavorando in un terreno di proprietà in contrada Burraiti. Il corpo dell'uomo è stato recuperato dai vigili del fuoco di Agrigento. Ricorrenza del 1° maggio, vediamo come è trascorsa a Raffadali, dove è particolarmente sentita. lancia per il giorno del lavoro, un giorno importante, un giorno in cui bisogna fare una seria riflessione per le tante vittime ancora sul lavoro. Bisogna investire in sicurezza e cercare di evitare che succedano ancora questi eventi.
bisogna lavorare molto sugli investimenti, sull'utilizzo dei fondi strutturali e del PNRR per creare occupazione e lavoro. I nostri giovani devono rimanere nella nostra terra. Abbiamo avuto la possibilità di sfruttare qualche giorno in più, abbiamo cercato con grande parsimonia di investire in cantanti, cercando di fare una stretta valutazione sulla qualità e sul costo del servizio che viene reso. I cittadini sono contenti e anche noi penso di aver fatto una bella organizzazione. L'Ordine dei Medici di Agrigento esprime solidarietà alla dottoressa Gera Destro per l'aggressione verbale subita al poliambulatorio di Canicattì. Il presidente dell'Ordine Santo Pitruzzella condanna inoltre quanto avvenuto all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento presso l'unità di psichiatria con il ferimento di 2 agenti di polizia intervenuti. Non è concepibile, dice il presidente dell'Ordine dei Medici di Agrigento, che non si riesca a trovare delle soluzioni per evitare il verificarsi di episodi di violenza contro i medici. E ancora l'Ordine dei Medici di Agrigento ha organizzato per sabato nella sede di via Picone un convegno dal titolo Il disturbo dello spettro autistico. Per la prevenzione degli incendi, la Regione siciliana dispone il potenziamento dei controlli. Vediamo. Un problema che ogni estate rischia di essere affrontato come emergenza, si lavora per tempo attraverso anche questa campagna di prevenzione, parliamo di Messina ma chiaramente il problema è di tutta la provincia, l'area metropolitana e della Sicilia. Sì, la nostra azione è sul territorio a livello regionale come Dipartimento regionale e quindi la nostra attenzione è focalizzata soprattutto sull'attività di prevenzione. Quindi maggiori controlli, maggiore attività di pattugliamento sul territorio, maggiore organizzazione interna, quindi anche una maggiore formazione di volontari addetti allo spegnimento, una maggiore disponibilità di mezzi che daremo ulteriori mezzi in questi giorni ad altre associazioni di volontariato per avere una presenza più capillare sul territorio. Poter intervenire in fase preventiva o in fase di avvio di un incendio e quindi poterlo spegnere subito dall'atto in cui si forma, e questo sicuramente è un'attività che riesce a garantire che non ci siano danni importanti come quelli che si sono verificati purtroppo lo scorso anno, nei mesi di luglio e anche di ottobre. C'è poi anche il capitolo dell'intervento quando si sviluppano gli incendi e poi la questione che riguarda gli uomini da impiegare, i mezzi, la forestale, perché ogni anno poi si parla anche di questo, uomini che mancano, risorse che servono in più. Sì, in quest'ottica noi stiamo lavorando assieme anche a livello centrale con il Corpo Forestale e i Vigili del Fuoco per riuscire a migliorare l'azione sul territorio. Oggi anche i volontari hanno la possibilità di poter intervenire su piccoli focolai in attività di spegnimento, cosa che fino a qualche anno fa non era possibile. Quindi questo consente intanto ai volontari di essere che sono presenti su un territorio dove non ci sono distaccamenti forestali o di vigili del fuoco, di essere i primi a poter intervenire. Questo è importante. Noi abbiamo sul territorio della provincia di Messina oltre 50 squadre con mezzi AIB distribuiti su tutto il territorio. Questo ci consente di poter avere una maggiore disponibilità di intervento immediato, però serve l'attività di pattugliamento, l'attività di avvisamento, il controllo del territorio da parte di tutti, delle istituzioni, dai singoli cittadini, dalle polizie municipali, da chiunque deve esercitare questa attività. C'è il discorso anche che spesso gli incendi sono ovviamente nella maggior parte dei casi doloso, nella quasi totalità, vengono appiccati soprattutto in fase serale, quando c'è l'impossibilità di poter attivare i mezzi aerei che non volano la notte, dove è più difficile poter intervenire nello spegnimento, quindi questo chiaramente fa sì che l'attività di prevenzione e di pattugliamento sul territorio assume una maggiore rilevanza e importanza. Un centinaio di ricercatori da tutta Italia giunti a Realmonte per visitare la Scala dei Turchi, il servizio.
il Polo Territoriale Universitario di Agrigento ospita oggi 14 università italiane e il CNR e 100 tra docenti, universitari e dottorandi di ricerca. Siamo qui per la ricerca che stiamo portando avanti sul patrimonio, sull'archeologia, sui paesaggi, sui beni culturali. E la nostra presenza anche questo pomeriggio a Realmonte, alla Scala dei Turchi, testimonia di un interesse vero dell'università, di queste università italiane che si occupano oggi di ricerca scientifica nel nostro territorio, per portare avanti delle iniziative anche con l'amministrazione comunale legate allo sviluppo del territorio, alla salvaguardia di questo bene straordinario che adesso è stato insignito del titolo di Geosito. E quindi vorremmo fare ricerca qui per dare una testimonianza concreta di come l'università possa accompagnare l'azione della politica nella salvaguardia, nella tutela, ma soprattutto nella valorizzazione dei luoghi. Poi la valorizzazione dei luoghi e la ricerca scientifica ha una ricaduta straordinaria sia per quanto riguarda lo sviluppo culturale ma anche economico e anche turistico da questo punto di vista. Ma il sito, la Scala dei Turchi, merita sicuramente un'attenzione nuova anche dal punto di vista della ricerca e dell'università. Continua la nostra azione amministrativa, un'azione che è improntata alla ricerca, alla scienza, alla promozione del territorio, che deve passare necessariamente per la naturale vocazione della Scala dei Turchi, che è senza dubbio un sito, un geosito recentemente, candidato a diventare bene UNESCO, che deve attirare qua il mondo della ricerca, il mondo dei ragazzi, della scienza. Solo così si potrà fare un futuro e solo così si potranno creare quelle condizioni che le amministrazioni comunali devono garantire, di crescita reale e di consapevolezza, anche di sensibilità verso quei temi dell'ambiente, il rispetto per l'ambiente, la natura eccetera, che in questi territori sono sicuramente temi prevalenti. Che dire, io sono veramente emozionata, ho dato il benvenuto a decine di professori universitari e di università di tutta Italia, tutti qua a vedere, ad esaminare, a ricercare la Scala dei Turchi. Certo, abbiamo già chiesto all'Università di Palermo e alle altre le università rappresentate qua oggi dagli illustri professori di entrare in sinergia con il Comune di Realmonte, con l'istituenda Fondazione Scala dei Turchi e con il progettando Centro Studi Scala dei Turchi, che insisterà più avanti. Questo sarà il futuro di Realmonte, un futuro dove in primo luogo sono concentrati oggi professori a ricercare, a studiare e ad ipotizzare un progetto esecutivo anche per consentire un accesso contingentato, un accesso mirato e soprattutto per consentire la ricerca, ribadisco, di un sito che è una magnificenza, che ha 5.300.000 anni, di un bianco che rappresenta veramente emblema della Sicilia bella, pulita nel mondo, e che sicuramente sarà un volano di crescita per una provincia, mi spingo oltre, per una regione, per la nostra nazione e perché no, ci farà inserire veramente su una via maestra in quel circuito internazionale che ci consentirà alla fine di avere finalmente questo riconoscimento come sito UNESCO. Abbiamo già parlato con i professori per ampliare questo comitato tecnico scientifico che poi farà parte anche della fondazione, al fine di ripensare, esattamente come ci è stato suggerito al Ministero della Cultura, ripensare la candidatura, renderla trasversale, renderla internazionale, spostare anche, inglobare il Ministero dell'Ambiente, in modo da veramente fare sì che la nostra Scala dei Turchi, che domina il Mediterraneo, possa essere veramente il sito simbolo UNESCO che lo protegge il Mediterraneo. Siamo qui con i nostri dottorandi, con un gruppo di docenti, espressione di
una serie di università del CNR, andiamo dall'Università di Bari al Politecnico di Bari, al Politecnico di Milano, alla Bicocca di Milano, Sapienza, Roma 3, Napoli e ovviamente Palermo, insieme ad altre università. Siamo qui intanto assolutamente meravigliati dalla bellezza di questo luogo e dallo straordinario interesse, e anche dalla straordinaria delicatezza di questo luogo, che ha bisogno di essere protetto e valorizzato. Noi siamo estremamente interessati a sviluppare una collaborazione perché abbiamo un interesse per il paesaggio come prodotto dell'azione della natura ma anche dell'uomo, e quindi abbiamo un interesse multidisciplinare e vorremmo poterci occupare anche di questo sito all'interno dello studio dell'intero territorio di questa parte straordinaria della Sicilia, per poterne fare un laboratorio di indagine, di ricerca, ma anche al fine della valorizzazione, perché no, della creazione di forme di economia sana, pulita, di cui abbiamo bisogno, e anche di formazione di nuove professionalità per la valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale. Inaugurata a Siculiana la fontana Sorgente di Calat, alle spalle del municipio. Sindaco, inaugurata la sorgente di Calat, cosa rappresenta per Siculiana? Rappresenta il fatto che anche i luoghi più degradati possono diventare luoghi di bellezza. I luoghi non accessibili vengono aperti e vengono offerti a visitatori e turisti attraverso interventi di rigenerazione urbana come questo. La sorgente di Calat rappresenta anche l'ultimo, punto di arrivo, se vogliamo, del nuovo museo diffuso dello Sposalizio Benedetto, che verrà inaugurato a breve. Quindi tutta la zona del centro storico prenderà vita e quindi continua l'azione dell'amministrazione in questa direzione: fare della nostra storia, delle nostre radici, dei luoghi che hanno la memoria di questo nostro paese, diventare luoghi di attrazione e soprattutto luoghi capaci di raccontare aneddoti, raccontare anche spazi, scorci molto belli. E quindi vi aspetto a Siculiana con la sorgente di Calat nel prossimo appuntamento, perché Siculiana rientra tra i comuni che aderiscono al Borghi dei Tesori Fest, e quindi 3 fine settimana a partire da giorno 11 maggio fino al 26 Siculiana sarà aperta a visitatori per far vedere le nostre bellezze, e quindi vi aspetto a Siculiana. Inaugurata questa sera a Siculiana la sorgente di Calat, c'è anche il suo contributo? Sì, assolutamente sì, e non solo mio, anche di un mio collega Emanuele Brusca, per quanto riguarda, l'abbiamo fatto insieme, sia la parte decorativa che la parte del modellato, e sono veramente felice di aver partecipato, appunto, a aver dato anche questo contributo artistico a Siculiana. Devo dire che è stato un lavoro molto impegnativo, che a quanto pare anche i risultati sono, diciamo, altrettanto interessanti. Per cui, che dire, grazie a Siculiana di averci dato questa opportunità, e viva Siculiana, che merita veramente tanto. Allora, Sorgente di Calat è un altro tassello importante che si unisce a quello che è il percorso storico che abbiamo progettato insieme al sindaco Peppe Zambito e che sarà fruibile per i turisti a partire dal 10 maggio. È sicuramente un pezzo importante, è qualcosa che è andato a bonificare un'area che era degradata. Ho avuto il piacere e l'onore di realizzare sia questa che tutte le altre illustrazioni del percorso storico. Per il futuro cos'altro organizzerai? Sicuramente stiamo già lavorando e mettendo in atto altri progetti che si spenderanno sia a Siculiana che anche a Siculiana Marina, e spero che continueremo questa bellissima collaborazione, anche perché, essendo siculianese, per me è veramente un privilegio poter lavorare per la mia città, insomma.
Manifestazione a Trapani per dire no al deposito di scorie nucleari. Noi vogliamo, lo chiediamo da questa piazza, che un giorno prima del 9 di giugno, un giorno prima del voto delle europee, venga stracciata dalla Carta Nazionale delle candidature imposte la nostra Sicilia e l'ubicazione dei siti di Calatafimi e di Fulgatore, dandoci un compito a casa. Adesso non vorrei rubare il lavoro ai vostri docenti, che è quello di utilizzare i social, Facebook, le mail. Fatevi sentire, confidiamo nell'impegno di tutti voi. Grazie ancora. La mia presenza in questo luogo è a volere ribadire assieme con tutti gli altri sindaci della provincia un no netto a questo deposito dei rifiuti, ma volendo portare la voce della mia città, che è Gibellina, ma anche la voce del Belice, che ha lottato per anni per rinascere da quella tragedia, ma ha portato anche tutti gli altri comuni di questo territorio a scommettere su un futuro che è basato sull'enogastronomia, sul turismo, sull'ambiente. Quindi oggi sarebbe un ulteriore colpo a questo grande lavoro che si è fatto. Mi viene da paragonare questa cosa subito dopo il terremoto, quando ancora dopo 2 anni non aveva fatto nulla. La soluzione allora dello Stato era quella di regalare i biglietti omaggio per andare fuori dall'Italia, e questo mi sembra un voler scaricare cose che a noi non appartengono in questa regione, che non è assolutamente la pattumiera dell'Italia, ma credo che sia questa regione e la provincia di Trapani uno dei luoghi più belli che possono attirare tante persone e sulle quali tutti quanti abbiamo scommesso e continueremo a scommettere. Quindi il nostro è un no deciso da parte di tutta la provincia, da parte della città di Gibellina, da parte di tutto il Belice, che ha faticosamente lavorato per anni per creare questa nuova realtà fatta di turismo, di impresa e di tanto altro. È stata aperta a senso unico alternato la strada provinciale 71 nei pressi del ponte Misita. Era stato Mare Amico a chiedere la riapertura dell'arteria all'ex provincia regionale di Agrigento. Stretta da parte dell'ARS nei confronti dei deputati assenteisti, multa da 180 euro per chi non partecipa alle votazioni. È entrato in vigore ieri il provvedimento adottato dal Consiglio di Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana. I deputati che saranno assenti durante le votazioni parlamentari riceveranno una sanzione di 180 euro e potranno richiedere solo un congedo al mese anziché 2. Simili sanzioni saranno applicate anche per le assenze in commissione. Il provvedimento è stato voluto fortemente affinché entrasse in vigore proprio nella giornata del 1° maggio, come segno di rispetto verso i lavoratori siciliani che spesso operano in condizioni difficili, ha scritto così il presidente dell'ARS Gaetano Galvagno. Noi, come esponenti delle istituzioni e legislatori, abbiamo compiti delicati, ma al contempo dobbiamo rendere conto agli elettori che ci hanno scelto per ricoprire un ruolo di prestigio e a tutti i siciliani. Desidero sottolineare che la decisione di introdurre sanzioni per gli assenti è stata votata all'unanimità nel Consiglio di Presidenza, confermando la volontà di intraprendere un'azione di rigore che coinvolge tutte le forze politiche dell'ARS. Ha concluso così il presidente Galvagno. Credo che sia un segnale positivo che si traduce in un atto concreto in un giorno di grande significato. Ex Fiat e Bluetech di Termini Imerese.
c'è un ricorso al TAR del Lazio. Vediamo il perché. Sarebbe paradossale un nuovo stop all'assegnazione dell'area ex Fiat di Termini Imerese. La Regione convochi subito una task force per vedere come intervenire in caso di possibili deliberazioni del TAR di sospensione delle procedure in corso. Ne va della sorte di 560 lavoratori diretti e 200 dell'indotto che da novembre si troverebbero senza reddito. Lo dicono il segretario generale della CGIL Sicilia Alpio Mannino e Roberto Mastrosimone, responsabile FIOM per la vertenza Bluetech. Ha presa la notizia del ricorso al TAR del Lazio sull'assegnazione al gruppo Pelligra dell'area ex Fiat in Sicilia. Un rallentamento o uno stop delle procedure con una nuova gara, fermano, trascinerebbe ancora una vicenda dalla durata ventennale, sottraendo certezze al territorio e ai lavoratori. A novembre scadrà l'amministrazione giudiziaria, continuano Mannino e Mastrosimone, e c'è intanto da capire subito quale sarebbe la sorte dei lavoratori in ammortizzatori sociali alcuni, altri in attesa di prepensionamento, se ci saranno ulteriori proroghe o meno. I lavoratori e l'intera area, osservano i due esponenti sindacali, vivono un clima di incertezza ormai da troppi anni e una vertenza che poteva diventare emblematica di reindustrializzazione possibile rischia di diventare emblematica invece il fallimento delle politiche industriali regionali e nazionali e della desertificazione industriale della Sicilia. Il governo regionale, concludono, intervenga tempestivamente per dare il segno ai lavoratori che non sono soli. Il 24 maggio a Canicattì si terrà la 7ª edizione del premio nazionale Beato Giudice Rosario Livatino, a cura dell'AIA e della FIGC. Un evento importante per la sezione AIA di Agrigento, presieduta da Gero Drago. Non è stato reso noto il nome del premiato, ma si tratta di un giovane arbitro di Serie A. E con questa notizia è tutto, grazie per la vostra attenzione e arrivederci.